Simone, ma non ha sentito il video? 15 gennaio, 15 febbraio, guardi, abbiamo ottenuto. Io preferisco personalmente aspettare anche qualche mese in più, ma che sia un'autonomia con la A maiuscola e non un'autonomia anacquata. Magari fino al 21 maggio, magari. Ma quello, guardi, non è quello, perché ricordiamo che la Regione Veneto... Diciamo che ci sono le europee, quindi magari può essere utile portare questo discorso. Allora, la Regione Veneto ha chiesto 23 materie di competenza. Ecco, la Regione Emilia-Romagna ne ha chieste 16. Quindi è chiaro che nel momento in cui dobbiamo trattare quali tributi fiscali devono rimanere, che tipo di autonomia dare, ha fatto Scopelliti l'esempio della scuola, in cui questa forma di bozza che è girata prevede anche l'assunzione di nuovi docenti non più a carico del MIUR dello Stato, ma a carico della Regione, con un aumento di 200 euro sul contratto. Attenzione, quindi non è una lotta nei confronti tra poveri e ricchi. Il Veneto, e non è neanche la regione una entità astratta, c'è una identità culturale, linguistica, storica che accomuna e che descrive e quantomeno circoscrive il Veneto. Il Veneto se lo può permettere questa autonomia? Per me sì. Perché il Veneto è una regione di grandi lavoratori, responsabili, solidali, gente che non solo lavora ma che anche integra, perché all'interno della regione Veneto, attenzione, abbiamo il più alto numero di soggetti stranieri regolarmente integrati. E c'è un principio perequativo previsto nella bozza dell'autonomia che non toglie alle altre regioni. Non è che andiamo a togliere le altre regioni perché il Veneto trattiene i tributi, non è questo, quindi non è una lotta tra poveri e come arrivano? Lo Spirito Santo? No, si sta negoziando all'interno della bozza, si parte con il costo storico. Cosa vuol dire costo storico? La gente questo non lo sa. Significa spendevi 1 milione, ti diamo 1 milione. Questo è il costo storico. E poi nell'arco di 3-4 anni si passerà al costo standard. Quindi è un divenire, è una evoluzione, è una emancipazione che deve essere graduale e che necessita tempo. Quindi io preferisco attendere un paio di mesi in più, ma avere un'autonomia con la A maiuscola. Però scusi, Borrida, ma il 5 Stelle al sud c'è poco da fare, ha fatto incetta ma anche di metà voti. Guardi, non è una questione di colore politico. Vorrei finire poi dopo. Però no, voi come fate? Cioè, lei dice che qua lei è d'accordo sull'autonomia, però in Campania magari il 5 Stelle dice non siamo d'accordo con l'autonomia. Anche Forza Italia è contraria al sud. Metà senatori di Forza Italia hanno già detto di no. Alcuni senatori leghisti del sud hanno detto di no. Non è più una questione di colore politico, è una questione di geografia territoriale. Il sud teme che dando autonomia a queste regioni possa in un qualche modo venir meno quello che è il sostegno. Quindi non è più un colore politico. 2 settimane fa Di Maio era a Vicenza e ha detto che l'autonomia deve essere completata perché era un volere popolare, è una lotta dei veneti meritata in cui il 5 Stelle ha partecipato attivamente all'autonomia. Io per primo sono andato in piazza togliendomi via la maglia del 5 Stelle indossando quella del Veneto e così abbiamo fatto moltissimi politici a livello locale, quindi non è più un 5 Stelle sì e no. È chiaro che noi del Veneto la vogliamo perché ci sentiamo in un qualche modo anche premiati anche per la responsabilità, per il ruolo che il Veneto ha avuto anche nel panorama economico nazionale. Ma questo non significa sottrarre gli altri. C'è un principio perequativo, c'è un principio perequativo previsto all'interno della nostra Costituzione che non prevede una sottrazione di risorse, anzi responsabilizza molto di più gli amministratori del Sud, ecco, che devono... No, è qui il nocciolo, cioè si fa o non si fa l'autonomia. Per me l'autonomia serve non solamente come elemento premiale per il nord, ma serve per responsabilizzare gli amministratori del sud, in cui una siringa qui la paghi 80 centesimi, in Calabria la paghi 10 euro. Santo cielo. È interessante vedere questi due